Campioni nello sport e giganti nella solidarietà. Per i sardi, anche per chi non è appassionato di basket, gli atleti della Dinamo Sassari sono diventati questo, i simboli del riscatto sportivo di un'isola e testimonial di messaggi positivi e di vicinanza a chi soffre. Stasera a Nuoro, alla vigilia della sfida col Galatasaray, valida per il terzo trofeo Meridiana, i campioni della Dinamo hanno partecipato nella sede centrale del Banco di Sardegna, main sponsor della squadra, a un evento benefico a favore dell'AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica, che domenica è in programma in oltre 150 piazze italiane, tra le quali 5 sarde, e la giornata nazionale sulla SLA. L'obiettivo è quello di raccogliere fondi da destinare al sostegno alle persone colpite dalla malattia, che sono oltre 6.000 in Italia. Gli atleti della Dinamo sono seduti nelle postazioni dei bancari per invitare i nuoresi a partecipare all'iniziativa, un contributo versato con gusto. Con l'offerta di 10 euro è stato infatti possibile ricevere una bottiglia di vino Barbera d'Asti di OCG. In cambio della generosità dei nuoresi, gli atleti hanno autografato le confezioni di vino. L'iniziativa è stata promossa dall'AISLA di Nuoro, presieduta da Rosa Maria Pulighedu, che ha come segretario Marco Pedde. L'associazione per un giorno ha avuto tra i suoi volontari i campioni della Dinamo. L'AISLA di Nuoro opera in città e provincia già da 6 anni e fornisce servizi gratuiti alle persone affette dalla SLA, che nella vecchia provincia di Nuoro sono oltre 40.